fatto, io ho raggiunto in Norvegia Andrea Sacchetta. Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi senti bene? Sì, ti sento bene, tu mi senti? Da Dio. Allora, com'è la cabina qua sotto? Senti una cosa, in Norvegia dove esattamente ti trovi? Allora, adesso ho appena passato 2 giorni fa il confine tra Finlandia e Norvegia, e quindi sono a circa 50 km a nord del confine. Il paese non me lo ricordo perché è un nome impronunciabile per me, quindi comunque sono a sud di Alta, diciamo, a sud. Senti una cosa, ma io pensavo di essere una che camminava tanto, però tu te la stai facendo a piedi questa strada per arrivare a Caponord. Sì, tutto a piedi me la sto facendo. Ma le tappe tantissime suppongo, no poi? Come? Le tappe, quante sono? Perché quanti chilometri fai al giorno? Le tappe sono parecchie perché di solito cammino dai 25 ai 35 km, dipende dall'umore, dalla giornata, dalla voglia e tutto il resto, quindi... Ma tu sei solo? Non sono standard. Sì, solo. C'ho il mio carretto dove ho caricato tutto quanto, zaino, tenda, il sacco a pelo e tutto quanto, e cammino solo comunque. Senti, il tempo ti dà una mano o fa freddo? Fino a 2 giorni fa era spettacolare perché c'era 25 gradi, sole e non c'era una nuvola. Bellissimo. E 2 giorni fa è cambiato completamente e adesso ho 9 gradi. Quindi insomma dal caldo al freddo, Beh, più o meno anche noi abbiamo avuto questa cosa. Oggi no, è bellissimo, però abbiamo avuto anche noi questo calo repentino delle temperature, quindi non è Norvegia ma sempre Cortina, però l'abbiamo patito, infatti c'è un po' di influenza in giro. Senti, allora, racconta che cosa ti ha portato a decidere di fare questa... Innanzitutto da dove parti? Dove sei partito? Io sono partito da Belluno. L'anno scorso però, perché praticamente l'idea è partita l'anno scorso, solo che dopo 500 km ho avuto problemi fisici e sono dovuto tornare a casa e mettere in stand-by un attimo questa avventura. Quest'anno ho ricominciato dal sud della Germania, dallo stesso punto, insomma ad aprile. Ad aprile, quindi... cioè è partito in aprile? È in aprile, sì. Sono 5 mesi ormai. 5 mesi che sei in giro. Senti, ma parli da solo o hai qualcuno con cui ogni tanto rapportarti? No? Perché immagino che non ci sia tutta questa gente in giro. No, ma ho un sacco di gente con cui parlare delle mie fate, i miei gnomi, parlo col carretto. Sì, quindi ormai ho un sacco di amici. No, scherzi a parte, comunque tanta gente mi ferma per strada. Mi ferma, mi chiede, facendo 2 chiacchiere. Sì. Anche le persone in bicicletta rallentano, mi accompagnano per un po', poi ripartono. No, ce n'è di gente con cui chiacchierare. Per fortuna. Sì, e cosa ti dicono? Quali sono i commenti che ti fanno? Ma principalmente mi danno del pasto. Su questo non avevo dubbi. Io annuisco e dico sì, effettivamente, probabilmente un po' sì, ma a me piace così, quindi. Ma hai ragione. Senti, comunque l'idea ti è venuta, così insomma poi tu l'hai messa in atto. Però scusami, ma come fai a tenerti in contatto? Hai una famiglia, no, a cui fare riferimento, penso, no? Sì, ho i miei genitori, i miei fratelli, comunque per fortuna internet ormai è più o meno ovunque. Hai capito? Quindi ho uno smartphone e quindi rimango in contatto con tutti quanti. Sì, qual è il posto che ti è piaciuto di più o che ti ha colpito di più? Sicuramente tanti, sai. Diciamo che tutta la Svezia è stata bellissima, ricca di esperienze belle, di bei posti e di bella gente. Perché proprio la gente mi ospitava in casa, mi dava da mangiare, mi fermava per strada, mi offriva da mangiare. Sì, veramente gentilissimi proprio. Ma che carino. Adesso sì, veramente, veramente gentili. E poi insomma con l'inglese me la cavo, quindi insomma si riesce a comunicare, quindi è una bellissima esperienza anche per quello, dal punto di vista umano proprio. Senti, ma è chiaro che tu fai una certa fatica, come peso o come sei messo? Come alimentazione, così? In teoria sono rimasto uguale, perché non mi sembra di essere calato, ma in teoria non ho una bilancia da pesarmi, però... Mancava solo che mangio comunque. Mangi? No. Sì, mangio assolutamente. Quando posso in ristorante, mangio al ristorante. Sono appunto ho il fornelletto, una gavetta e mi cucino tutto quanto, insomma. Sei attrezzatissimo. Comunque, insomma, io ho capito che tu poi la sera dormi in tenda, quindi non hai le spese, insomma, del riposo, no? Quindi non devi andare in No, quelli no. Ecco. No.
Ma insomma, senti, allora, prossima meta per te, Andrea, qual è? La prossima meta di oggi è fra tipo 20 km, non di più. Credo. E poi? Sì, no, oggi è il giorno di riposo. Poi niente, la mia idea è andare verso Alta, sì. Poi capo nord, in teoria adesso dovrebbero mancare 500 km da qua, ma non guardo per scaramanzia, che è meglio, che poi mi avvilisco magari, no? Meglio non saperlo. Non ce la fai più. Senti, ma non hai trovato qualcuno che venisse con te? Oppure era proprio questa tua spedizione in solitaria? Era la tua decisione? In solitaria sì, era proprio la mia idea, però ci sono alcuni amici che sono venuti a trovarmi, mi hanno fatto compagnia per qualche giorno. Bella. E poi sono venuti anche i miei a trovarmi, anche loro mi hanno fatto compagnia qualche giorno, perché a me piace condividere la stessa esperienza qua. Ce l'ho fatta in solitaria, ma cercando di trasmettere il più possibile tutte le emozioni che sento, insomma, che provo qua. Quindi alcuni tratti li ho fatti con qualcuno, altri in solitaria, perché appunto era la mia idea di farli in solitaria. Se fai tanti gnomi, hai detto, no? Tante fate con cui Sì, anche quelli assolutamente. Pieno, su di Trollo oltretutto, anche in Norvegia. Meraviglioso. Ah sì, è vero. Senti una cosa, allora 500 km facendo un calcolo, sono ancora 20 giorni, 25 giorni prima che tu arrivi, Sì. Mamma mia. Sì. E dopo torni indietro ancora a piedi? Ma sinceramente non lo so ancora, non ho ancora deciso. Ecco, io trovo che questo sia giusto, non decidere e non programmarsi, se no perdi tutto il fascino, no? Di un'avventura così incredibile, hai ragione. Senti, se ti chiamo lunedì ci sei per me? Sì, assolutamente, ecco. Ti chiamo allora sul numero italiano ancora, va bene? Esattamente, in teoria sì, se al massimo trovo un altro numero ti mando il messaggio col numero, insomma. Va benissimo. Andrea, mi raccomando, oggi fa freddo, copriti bene e noi ci sentiamo lunedì mattina più o meno a quest'ora, va bene? Perfetto, grazie mille, gentilissimo. Ciao Andrea. Ciao, a te. Ciao, grazie.